Prima le urla tra due colleghi che da tempo lavoravano insieme nell'azienda agricola La Morosina in via Lazzaretto a Quinto. Poi, in un attimo, l'impensabile. Prima che un terzo lavoratore potesse calmare gli animi, la lite furibonda si è trasformata in un dramma. C'è stata una lite, riteniamo per futili motivi, tra due operai che lavorano in questa azienda agricola e a un certo punto uno dei due ha cosparso di carburante il collega e ha appiccato il fuoco. Le fiamme hanno avvolto l'uomo sotto gli occhi disperati di altri colleghi che hanno tentato subito di soccorrerlo. Sono stati attimi di terrore, la chiamata immediata al 112 e al SUEM. La vittima, un cittadino kosovaro di 36 anni, è stato prima trasportato con l'ambulanza a Treviso, poi, vista la gravità delle condizioni, trasferito con l'elicottero al centro Grandi Ustioni di Padova. La sua prognosi è riservata, ha riportato lesioni al torace, dorso e a un braccio. Una lite scattata sembra per futili motivi. Sono riconducibili a dissapori legati a questioni lavorative. Stiamo cercando di far luce se ci sono dissapori pregressi anche attinenti alla sfera privata. L'aggressore, un connazionale della vittima di 22 anni, è stato fermato dai carabinieri di Treviso e portato nel carcere di Santabona. Dovrà rispondere dell'accusa di tentato omicidio. Sconvolto il titolare dell'azienda agricola Gianluca Sartor, vicepresidente CIA di Treviso, che ha voluto rilasciare solo una dichiarazione al telefono. Non ci spieghiamo ancora il perché si sia arrivati a questo gesto. Stiamo collaborando con le forze dell'ordine per far sì che venga fatta luce sull'accaduto. Sul posto anche gli uomini dello Spisar, che assieme ai carabinieri stanno ricostruendo quei drammatici momenti. Entrambi i kosovari, incensurati, vivono a Quinto.